Buongiorno, ben ritrovati con la nostra prima edizione per raccontarvi come sempre tutte le notizie del nostro territorio. Partendo dalla cronaca parleremo anche di politica, ovviamente di questo caldo torrido che sta mettendo a dura prova i cittadini, ma non solo, e poi anche i grossi temporali che ne scaturiscono, come abbiamo visto ieri nella Marca, soprattutto colpita la zona di Montebelluna. Ci collegheremo con la nostra Marta Marangon fra qualche minuto, ma prima di tutto la colata di detriti che è scivolata a San Vito di Cadore. Per noi oggi abbiamo anche sentito l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottancin. Sentiamo dunque che cosa è successo e poi ci collegheremo con il nostro inviato dalla zona. Si è verificata questa notte una colata detritica tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo piuttosto rilevante, con decine di migliaia di metri cubi di materiale che sono scesi a valle e che hanno interessato, tra le altre cose, anche la strada statale 51 di Alemagna, che risulta chiusa tuttora. Il materiale anche questa mattina continuava a scendere, ha interessato anche il Boite, tanto è vero che questa notte già subito il Genio Civile è intervenuto per verificare le condizioni del libero del flusso delle acque del Boite. ANAS ovviamente ha chiuso la strada e si sta attendendo appunto che la strada venga liberata, ma fin tanto che continua a scendere materiale questo non sarà possibile, pertanto la strada statale rimane chiusa. Questa mattina il prefetto di Belluno ha convocato una riunione in comune di San Vito di Cadore per fare il punto della situazione e per verificare quali azioni possono essere messe in campo per cercare di mitigare la problematica. Dunque nuovamente l'Alemagna chiusa, ora ci racconta tutti insomma, gli aggiornamenti di questa nuova frana, di questi nuovi detriti che sono colati. Il nostro Stefano Bozzi, che si trova sul posto in collegamento con noi telefonico. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela e buongiorno ai telespettatori. È un connubio tra incredulità ed esasperazione il sentimento che aleggia questa mattina a San Vito. A ciò aggiungerei anche un po' di paura per quello che sta diventando davvero un incubo senza fine, perché ciò che è accaduto la notte scorsa è solo l'ultimo di una lunga serie di distacchi detritici dal Sorapisti, in particolare dalla Croda Marcora, che ormai si fa fatica davvero a tenere addirittura il conto. L'avete sentito? Attorno a mezzanotte nella zona di Dogana Vecchia tra San Vito e Cortina la colata è scesa a valle invadendo la strada statale 51 di Alemagna, che è ora ovviamente interdetta al traffico, e questa volta fortunatamente l'evento si è verificato in un'area priva di abitazioni e senza il coinvolgimento di autovetture. Le ultime stime parlano di un fronte largo 100 metri e alto 4, e questo corrisponde a decine di migliaia di metri cubi di acqua, fango e detriti, di cui almeno 2000 metri cubi solo nella sede stradale. Questo materiale era il risultato di anni di accumuli detritici che sostavano, passatemi il termine, silenti in un'area boschiva a monte di Dogana Vecchia, e la colata prodotta dalle precipitazioni della scorsa notte è una prima assoluta, e questo perché il fronte si è diviso in due canali, di cui uno avrebbe raggiunto questo accumulo di cui vi parlavo, appunto innescandolo. Parliamo comunque di prime ricostruzioni, ma servirà del tempo affinché i sopralluoghi chiariscano esattamente la dinamica, anche perché ci sono molti aspetti ancora da chiarire. Su tutti l'acqua che continua a scorrere incessantemente come se si fosse accumulata sotto ai detriti e che bisogna rimuovere il prima possibile, poiché rappresenta quello che potremmo definire il motore della colata. Resta il fatto che i distacchi ormai non si contano più, e se non più tardi di ieri dal vertice convocato in prefettura sembrava che il fenomeno fosse concluso, la montagna ha risposto con una colossale smentita. Vero è che non si tratta meramente di una frana come quelle accadute nei giorni scorsi. Avete visto le immagini del deposito della polvere in paese a San Vito, ma quel fenomeno era causato da vere e proprie frane scese dalla parete che incombe sull'abitato. Qui invece siamo molto più vicini, tanto per intenderci, a quello che è accaduto a Cancia, e cioè l'innesco di una colata detritica. Questo è un fenomeno di natura diversa, che parte da un accumulo di materiale instabile che può essere innescato da precipitazioni copiose fino a causarne lo smottamento, che scende a valle fino al momento in cui raggiunge un punto dove accumularsi. Che dire, siamo in una zona
dove la roccia è marcia, è soggetta allo sgretolamento, come testimoniato dalla morfologia delle montagne qui attorno, che ci parlano di una storia di distaccamenti fin dall'antichità, che poi è anche quello che conferisce a queste montagne le loro forme così caratteristiche. Però alle cause geologiche intrinseche, va detto, dobbiamo aggiungere anche quelle climatiche, perché con le temperature altissime di questo periodo, con lo zero termico oltre i 5.000 metri, dati mai registrati e che spaventano ancora di più se pensiamo che siamo al 1° di luglio e questo da un lato intensifica i temporali e le perturbazioni intense, dall'altro contribuisce allo scioglimento del permafrost, che per chi non lo conosce potremmo intenderlo come uno scheletro di ghiaccio all'interno della montagna che ne tiene uniti fondamentalmente i blocchi. Quindi è provato scientificamente che allo scioglimento del permafrost a causa delle alte temperature aumenta la frequenza dei fenomeni rocciosi. Quindi parliamo di un territorio molto complesso, imprevedibile, ma l'intensificazione proprio della frequenza è il fenomeno che desta più preoccupazione. Per concludere, sono ancora un minuto, torno un istante sulla chiusura della Statale delle Magna, che ricordiamolo è la strada di accesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che rimarrà interdetta sicuramente per tutto il giorno e poi si vedrà. Gli operai sono già comunque al lavoro per rimuovere i detriti, anche se la frana ha creato un alveo naturale di contenimento e siccome ci sono ulteriori colate che stanno continuando a verificarsi, per ora questo alveo viene mantenuto dai vigili del fuoco per ragioni di sicurezza e per evitare che la frana possa espandersi in altre aree. Erano previsti lavori sul passo Tre Croci, sono stati sospesi perché il traffico viene deviato proprio lì all'altezza di Tai di Cadore. Quello che è certo è che gli abitanti della Valle del Boite da settimane non dormono sonni tranquilli e che ogni volta che piove a questo punto i nasi vanno all'insù e la preoccupazione è tanta. Resta sicuramente sconsigliabile transitare in auto in caso di fenomeni meteo intensi. Ultimissima cosa, e chiudo davvero, sono in attesa del termine del tavolo al comune di San Vito, dove mi trovo proprio in questo momento, e che è iniziato pochi minuti fa. Tra l'altro molte delle informazioni che vi sto dando sono riuscito a sentirle proprio dall'uscio della porta ed è per questo che posso darvi dei dettagli dell'ultimo minuto. Si è esordito al tavolo parlando della necessità di ricercare soluzioni pratiche e strutturali per poter continuare a vivere in questo territorio, capire che cosa deve ancora scendere a valle, di quali strumenti dotarsi per la tutela della popolazione e della sede stradale. Vi saluto dandovi l'informazione che nel pomeriggio è previsto l'arrivo del capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Fabio Siciliano. Daniela. Grazie davvero a Stefano Bozzi. Ovviamente puoi chiederci la linea in qualsiasi momento se ci saranno ulteriori novità ed aggiornamenti su questa nuova colata di detriti. Il 3 luglio del 2022 il crollo sul ghiacciaio della Marmolada ha costato la vita ad 11 alpinisti, tra loro anche Gianmarco Gallina, 32 anni, di Montebelluno, morto assieme alla compagna Emanuela. I genitori del giovane organizzano per il 2 luglio alle 20 all'ex museo dello Scarpone un convegno per valorizzare il lavoro dei soccorritori in montagna e ringraziare tutti coloro che in questi 3 anni sono stati loro vicini. Gianmarco aveva 32 anni. Non ha fatto a tempo a compiere i 33. Quel giorno stranamente non guardavamo né televisione né telefono, eravamo in compagnia e poi il figlio minore ci ha chiamati e da là è cominciata la nostra nuova vita. 2022, sono le 13:43 di una calda domenica, quando un enorme seracco si stacca da Punta Rocca sulla Marmolada, causando la morte di 11 alpinisti. Tra loro anche il montebellunese Gianmarco Gallina con la compagna Emanuela Piranna di Bassano. Entrambi hanno 32 anni ed una vita che volevano costruire insieme, la nuova casa ad Asolo, la grande passione per la montagna. Erano appassionatissimi della montagna, per loro esisteva la casa, il lavoro e la montagna. I genitori di Gianmarco, all'avvicinarsi del 3° anniversario della tragedia, hanno voluto organizzare un incontro per sensibilizzare su un corretto approccio alla montagna e soprattutto per valorizzare il lavoro e ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per i soccorsi con dedizione assoluta in ogni momento, anche quando un violento temporale li aveva costretti a scendere a valle.
e appena è smesso il temporale sono risaliti subito negli elicotteri e rischiando la loro vita. La mamma gli chiede: ma dove andate? Aspettate, non c'è fretta, non c'è. Invece no. Perché io non so se è una cosa che una mamma sente, ma io già dalla sera avevo realizzato tutto. Io dalla sera avevo realizzato che non avrei più rivisto nostro figlio, Emanuela e tanti altri. Ed abbiamo parlato del caldo, del caldo torrido di questi giorni e poi di conseguenza anche proprio dei temporali molto forti che si abbattono nelle varie province. Ieri è toccata la Marca, la zona più colpita è stata quella di Montebelluna e ce ne parla per noi la nostra Marta Marangon con Tommaso Migot. La vedo già nello schermo. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, purtroppo l'altro aspetto dei mutamenti climatici e del caldo torrido sono i temporali sempre più violenti. È stato soprattutto il vento forte quello che ha causato problemi ieri sera nella fascia pedemontana, il Montelliano in particolare, colpiti Montebelluna, Cornuda, Masera, diversi comuni appunto flagellati sia dal vento molto forte sia dalla grandine. Si sono registrati diversi casi, circa 25 gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della serata, alberi caduti, rami caduti. Qui siamo a Montebelluna, state vedendo un grosso albero che si è abbattuto al suolo ieri sera. Siamo in pieno centro tra le poste centrali e la caserma dei carabinieri, ma poi ci sono stati anche danni nelle frazioni di Guarda e di San Gaetano. Qui con me il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, per fare un po' il punto di questa nuova ondata di maltempo, purtroppo l'ennesima che segna il territorio di Montebelluna. Buongiorno a tutti. Come sempre i primi ringraziamenti vanno ai volontari della nostra protezione civile che, come potete vedere, hanno già messo in sicurezza non solo qui ma anche altre zone della nostra città, e anche ai vigili del fuoco che sono intervenuti subito. Abbiamo avuto dei danni fortunatamente che non hanno riguardato le persone. Abbiamo avuto alcuni spostamenti di Trasenne e via Piave dove stiamo asfaltando, ma sono state messe subito al loro posto. Il cedimento di quest'albero, come potete vedere, è già stato messo in sicurezza. Il comitato civico di Guarda ha sofferto il sollevamento di una struttura di lamiera che ha utilizzato per fare la sagra, anche quello è già stato messo in sicurezza. La guaina di un solaio di una casa a San Gaetano e un po' di ghiaino in via Bongiovanni, presa 20, nei pressi del Montello. Tuttavia, insomma, voglio dire, i nostri volontari e le autorità hanno provveduto subito a rendere il tutto, a mettere il tutto in sicurezza. Vero è che è già la seconda volta in 15 giorni in cui non solo il vento ma anche la grandine crea dei gravi problemi. Addirittura 15 giorni fa la grandine ha fatto ancora più danni perché i chicchi erano veramente grandi. Ecco, quindi sindaco, tutto sommato fortunatamente questa volta è andata anche bene per quanto riguarda i danni, per quanto riguarda soprattutto il mancato coinvolgimento di persone, perché insomma qui lo vedete, l'albero è un albero di alto fusto, siamo sul marciapiede, quindi insomma è una zona centralissima di Montebelluna dove passano molte persone. Appunto avete visto nelle immagini di Tommaso Migot, c'è l'ufficio postale alle nostre spalle, di fronte a noi la caserma dei carabinieri, qui un grande parcheggio che è sempre pieno, quindi insomma i rischi effettivamente ci sono. È chiaro quindi che i mutamenti climatici, sindaco, che appunto come abbiamo visto fanno sì che si ripetano con sempre maggiore frequenza e sempre maggiore violenza episodi di questo tipo, implichino anche tutta una serie di riflessioni sulla messa in sicurezza, sullo stato del verde pubblico, sui monitoraggi, in questo caso appunto degli alberi. Ed è proprio per questo motivo che noi costantemente monitoriamo tutti
tutti gli alberi della nostra città, perché gli alberi sono fondamentali. L'altro giorno era domenica, abbiamo piantumato un albero nel nostro bosco per la vita, celebrando la vita dei nuovi nati del 2024-2025, ne abbiamo consegnati 156. Gli alberi sono bellissimi. Stiamo spingendo anche sui percorsi verdi della SISOS che prevedono centinaia di piantumazioni di alberi. Bisogna monitorare gli alberi comunque in generale, perché vogliamo bene tutti agli alberi, ma se poi un albero cade addosso a una persona diventa un problema. È vero che il futuro non lo possiamo prevedere, ma abbiamo il dovere morale di monitorare la situazione del verde pubblico. Ecco Daniela, quindi questa è la situazione qui a Montebelluna. Ci segnalano anche una violenta grandinata sempre ieri sera ad Arcade. Dopo con Tommaso Migotta andremo a vedere, e da Montebelluna ti restituisco la linea. Grazie davvero a Marta Marangon, anche con lei insomma rinnoviamo l'invito, se dovessero esserci ulteriori novità, se può mostrarci anche quanto è accaduto in altre zone della Marca, come abbiamo sentito, grandinati, alberi caduti, fortunatamente nessun grave danno, nessuna persona è rimasta coinvolta o rimasta ferita, ovviamente può chiederci Marta la linea. E noi abbiamo parlato di queste temperature altissime e quindi poi abbiamo visto il rischio delle grandinate improvvise, e quindi alte temperature ed anche ozono. I consigli quindi dell'amministrazione di Vicenza a tutela della salute dei cittadini. Aumento delle temperature oltre i 30 gradi, tempo soleggiato, condizioni che favoriscono l'innalzamento delle concentrazioni di ozono aumentate nelle scorse settimane. Fattori che hanno spinto il Comune a rivolgere dei consigli ai cittadini per la tutela della salute. I livelli di ozono sono alti quando ci sono condizioni di tempo stabile, alte temperature e soprattutto irraggiamento alto. A Vicenza la centralina del quartiere Italia ha registrato un superamento della soglia di informazione di ozono il 23 giugno. L'assessorato all'ambiente ricorda, in caso di aggravamento dell'inquinamento da ozono, le cautele consigliate ad anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da patologie polmonari e cardiache o a chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto. È bene evitare prolungate esposizioni all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata, riducendo al minimo lo svolgimento di attività fisiche affaticanti. Le indicazioni di ARPA, soprattutto per le persone più sensibili come gli anziani e i bambini, sono quelle di rimanere al riparo, quindi all'interno delle proprie case, dalle 12 alle 18. In ogni caso, per tutte le altre persone, in caso di sforamento, di limitare per quanto possibile le attività all'esterno e soprattutto le attività di fatica e sportive all'esterno. E noi continuiamo a parlare di caldo e della tragedia che ha coinvolto un imprenditore di Bessica, ed oggi è il giorno del dolore nella casa di Bessica di Loria, dove vive, ha sede anche l'azienda dell'imprenditore edile 48enne, è morto ieri nel Bolognese per un colpo di calore. Noi siamo andati con Chiara Gaiani ed Alessandro Costacurta, che hanno raccolto le parole del figlio. Un pellegrinaggio continuo nella casa di Ibrahim Ait El Ajam, l'imprenditore di origine marocchina di 48 anni che è morto ieri a Bologna per un colpo di calore. Stava lavorando all'interno di una scuola, lui era il titolare di una ditta, la Veneto Pavimenti, con due dipendenti, che aveva vinto un appalto nel parcheggio della scuola a San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Stava completando il lavoro, aveva anche chiamato la moglie dicendole: prepara il pranzo, finisco e torno a casa, quando è stato colto da un malore che gli è stato fatale. Subito sono stati chiamati i soccorsi da parte dei colleghi che erano con lui, soccorsi che però si sono rivelati vani. I medici e i sanitari del 118 hanno provato di tutto per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare, e qui davvero oggi è
giorno del dolore. Sono arrivati amici anche dalla Spezia, anche da Piacenza, è arrivato anche il fratello che vive in Francia, si aspetta per poter dare una degna sepoltura a Brahim. Sulla sua morte a Bologna è stata aperta un'inchiesta, probabilmente sul suo corpo verrà eseguita l'autopsia. Brahim era una persona davvero molto stimata, molto amata, in tanti hanno voluto rendere omaggio alla famiglia. Qui vive la moglie con 3 dei 4 figli, una famiglia anche molto inserita qui a Bessica di Loria. Il grande dolore che stanno vivendo in questo momento per una morte che loro stessi non si sanno spiegare, è stato un colpo al cuore. Abbiamo perso un padre, un fratello, ci hanno detto in tanti in questi minuti in cui siamo stati qui con Alessandro Costacurta. Questo grande dolore lo ha espresso il figlio di Ibrahim, Salah. Allora sentiamolo insieme. C'è un pellegrinaggio qui di persone che vengono a dirvi quanto bene hanno voluto a tuo padre, è una cosa commovente. Altre regioni per venire a darci le condoglianze, ci sono tante persone qua per lui che gli hanno sempre voluto bene, che sono sempre state vicine a lui come lui a loro. E niente, Dio l'ha voluto e l'ha portato via con lui. Come è andato con il sorriso stampato in faccia, quando sono andato a vederlo aveva il sorriso a tutti i denti, si vedeva. È morto felice, questa cosa mi rende anche, cioè, mi solleva un po' dal dolore perché è morto felice, è morto non... che non ha... Stava facendo una cosa che comunque lui ci teneva molto al suo lavoro, tra l'altro era molto apprezzato nel suo lavoro. Sì, era molto apprezzato, sempre stato molto onesto con le persone, sempre fatto il suo lavoro fatto bene, come si deve, mi ha sempre insegnato che le cose per cui fa agli altri, lui li fa bene, così se lui chiama gente a casa nostra per fare qualche lavoro, vorrebbe che lo facessero bene anche loro. Niente. L'8 e il 9 giugno lui era andato a votare al referendum. Siamo andati tutti e due a votare il referendum perché l'hanno detto a scuola e gliel'ho riferito perché non si è parlato tanto in telegiornale, niente, quindi me l'ha solo detto una professoressa e io sono venuto a dirlo a mio padre, siamo andati a votare tutti e 3 al referendum. Purtroppo i referendum sul lavoro non sono stati promulgati. Questo che capita, niente. Faceva tanto caldo ieri, forse la morte di suo padre servirà per prendere consapevolezza del fatto che con queste temperature forse davvero non si deve lavorare. Speriamo che dopo sto fatto tutte le persone prendano come esempio mio padre, che vadano a votare per la loro salute, che c'è una famiglia, devono pensare che c'è una famiglia dietro di loro a casa che li aspetta. E non vorrei mai che qualcuno si sentisse come ci stiamo sentendo noi in questo momento. È veramente brutto perdere una persona così vicina e cara a te. In una mattinata così che eravamo tutti felici e tranquilli, con una chiamata. Perché c'era troppo sole, lavorava in cantiere. Gli ha avuto un colpo al cuore perché voleva che veniva al lavoro, ha chiamato mia madre e gli fa: io sto arrivando a casa per prepararmi il pranzo che per mezzogiorno, cioè per l'1 e 2 io sarò là. Niente. E l'emergenza caldo davvero l'argomento principe di questi giorni. La Coldiretti di Vicenza lancia l'allarme anche per la produzione e per la salute degli animali negli allevamenti e calo nella produzione. Noi siamo andati in una stalla a Grisignano di Zocco per verificare la situazione. Per noi sul posto ci sono il nostro Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. Daniele, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a Poiana Granfion, a Grignano di Zogo, nell'azienda agricola Cabianca, con me Dario Cabianca. Esatto, buongiorno a tutti. È proprio il tema che hai sottolineato e lanciato, è che la Coldiretti Vicenza lancia l'allarme con le temperature veramente record che continuano a persistere in questi giorni, ad entrare in sofferenza non sono solo le persone ma anche al modello, perché ci sono tutte le strutture e tutti i sistemi che sono stati messi in opera, vediamo i ventilatori, le doccette, per cui è un riferimento, però è un modo per attenuare la sofferenza che questi animali hanno, perché loro come gli umani la temperatura ideale è intorno ai 24 gradi e invece con queste temperature che persistono, come le vede, come stanno Dario? Esatto, queste temperature anomale soprattutto anche per l'umidità fanno vedere subito un calo del latte, circa un 15%, ma soprattutto anche un calo qualitativo del latte, quindi un calo di grasso e proteine, appunto gli animali. Noi abbiamo cercato il più possibile di metterli in condizioni più adatte possibile, ma ovviamente il calo di ingestione dell'alimento e anche il calo della ruminazione fa sì che ci sia questa diminuzione di calo di produzione qualitativo. Alla fine si tratta di una riduzione anche nei bilanci familiari, anche perché aumentano i costi di energia elettrica per far funzionare tutti questi sistemi. Sì, nel nostro allevamento siamo riusciti anche a installare un impianto fotovoltaico, ma ovviamente per far sì che gli animali possano essere in condizioni le più adatte possibili abbiamo investito e quindi c'è un surplus di consumo di energia elettrica, appunto i ventilatori, le doccette. Cerchiamo sempre di tenerli il più asciutti possibile, quindi ovviamente c'è anche un lavoro più pesante da parte nostra con cuccette sempre asciutte. Ovviamente non abbiamo il telecomando come il climatizzatore, quindi si fa quel che si può, ovviamente sempre badando al massimo del benessere che si può portare in un allevamento al giorno d'oggi. Ecco, diciamo che comunque è generalizzato anche in altre produzioni, parliamo anche sui maiali, si diceva l'allevamento delle ovicole, la produzione delle uova sotto il 15%, le api, lo stesso diceva, ecco lei che ha esperienza, magari che idea si è fatto, chi sta soffrendo di più, se si può fare una classifica? Penso che ogni tipo di allevamento in percentuale nella produzione soffra, adesso non so darle le percentuali precise, ma c'è un calo drastico nella produzione di uova, nella produzione di carne, nella produzione di latte, ma questo non riguarda solo l'allevamento, ma riguarda anche la campagna, perché in questi giorni stiamo correndo veramente per cercare di salvare i raccolti, perché questi picchi di temperatura scaldano la terra che brucia letteralmente i raccolti. Noi stiamo irrigando, stiamo cercando di salvare il più possibile, ma veramente a 37-38 gradi il mais si brucia. Ecco, prima di lasciare la linea però ecco una che è importante fare. Di solito qualche anno fa i suoi animali erano abituati ad andare in malga, ben diverse, non avevano mai sofferto, perché non sono tornati in malga? Noi abbiamo più portato la rimonta e le vacche in asciutta in malga per la questione del lupo. Siamo stati per diversi anni predati da questo predatore, quindi animali persi, e da quest'anno abbiamo deciso e ci siamo fermati appunto per non vedere i nostri animali non tornare più a casa. Intanto la ringraziamo, deve anche proprio tornare al lavoro, giustamente parlava di irrigazione. Grazie, buona giornata e saluto a tutti i telespettatori. Daniela, allora da Grignano di Zogo per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin e Simone Squarcino. Ovviamente capite una situazione davvero difficile, come avete capito, insomma in Italia ci sono 21 città da bollino rosso per il gran caldo di questi giorni, anche in Veneto temperatura sopra i 35 gradi in molti paesi. Ci colleghiamo proprio con la sede regionale di ARPAV a Teolo per capire come sarà la situazione nei prossimi giorni. Per noi in diretta, la vedo sullo schermo, la nostra Valentina Visettini insieme a Cristian Roque Allende. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno dalla sede ARPAV di Teolo. Intanto cominciamo con quella che è la notizia attesa, perché la Regione Veneto emanerà un decreto a tutela dei lavoratori che operano all'aperto e che sono esposti alle temperature elevate di questi giorni. Nel pomeriggio infatti a Venezia è previsto un primo tavolo del Comitato regionale di coordinamento che, a fronte di questa ondata di calore che sta interessando ovviamente tutta l'Italia ma anche il Veneto, il Presidente
Zaia ha emanato un decreto che mira a tutelare la salute dei lavoratori che sono esposti alle temperature altissime di questi giorni e che lavorano all'esterno e sono esposti anche alle radiazioni solari. Il provvedimento osserva le linee guida di indirizzo per la protezione dei lavoratori che sono state approvate nella conferenza delle regioni e raccomanda ovviamente ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Quel che è certo è che è stato un giugno davvero anomalo, con temperature elevatissime rispetto alla media stagionale, e ce lo spiega adesso Stefano Veronese, meteorologo di ARPAV. Quindi che giugno è stato e cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, penso che anzitutto valga la pena di dire che il giugno appena terminato a livello di temperature medie è stato il più caldo degli ultimi 30 anni, quindi addirittura più caldo del famoso giugno del 2003, e già questo è un punto di partenza importante. Oggi è ancora molto caldo, anche se non così caldo come i giorni precedenti. Invece nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci un'ulteriore escalation, se mi passate il termine, del caldo. Arriveremo a un picco soprattutto tra venerdì e sabato. Poi cosa accadrà? Ci sarà una inversione di tendenza delle temperature? Soprattutto siamo abituati ormai purtroppo che quando ci sono giorni caldi, poi quando i temporali arrivano sono anche piuttosto violenti. Sì, certamente dopo sabato, quindi tra sabato e domenica cominceranno ad esserci i primi effetti di una perturbazione che adesso è in avvicinamento da nord-ovest, quindi ci sarà l'arrivo di masse d'aria molto diverse da quelle attualmente che sono sul Veneto, quindi ci saranno parecchi temporali anche forti sia in montagna sia in pianura, che porteranno un significativo ricambio d'aria, e quindi per la prossima settimana probabilmente non ci sarà più l'anticiclone subtropicale africano e avremo temperature in prevalenza prossime alle medie tipiche del periodo, quindi non sarà fresco, però sarà un caldo normale. Lei prima mi spiegava, però, se qualcuno fosse catapultato dal 1990 al 2025 penserebbe ad un luglio davvero troppo caldo, quindi ci stiamo abituando sempre di più ad estati sempre più calde. Sì, noi non ce ne accorgiamo, però il nostro corpo si tende ad acclimatarsi, ma come diceva lei appunto, in un ipotetico viaggio temporale probabilmente questa persona penserebbe di essere finita in Africa più che in Italia, perché sicuramente ci sono temperature che anche solo pochi decenni fa non erano pensabili, soprattutto con questa frequenza. Grazie mille a Stefano Veronese, meteorologo di ARPAV, e come dicevamo appunto ad inizio del collegamento, i lavoratori dei cantieri, gli operai nei cantieri stanno patendo queste giornate di calore. Anche a Padova, dove ci sono tantissimi cantieri per la realizzazione delle 2 nuove linee del tram, le aziende si stanno organizzando, rimodulando i turni nelle ore possiamo dire più fresche, anche se è un eufemismo. Vediamo come stanno spostando i lavori nei cantieri a Padova, e poi la linea può tornare allo studio. L'estate è la stagione in cui i cantieri stradali proliferano, visto il traffico ridotto e le scuole chiuse, e Padova, con le 2 nuove linee del tram da completare entro il 2026, sta approfittando del periodo per realizzare i lavori nei punti cruciali della viabilità. Tuttavia il gran caldo rende difficile, se non proibitive, le condizioni di lavoro degli operai che stanno realizzando le linee SIR 2 e SIR 3. Le aziende che hanno i cantieri hanno rimodulato gli orari dei loro dipendenti, anticipando i turni del mattino alle 5, in modo tale da approfittare delle temperature di qualche grado inferiori rispetto alle ore centrali della giornata. Si evita di lavorare anche dopo la pausa pranzo, spostando i turni nelle ore serali e notturne, e in caso si prediligono i cantieri nelle zone dove c'è maggiore ombra. Stiamo aspettando in queste ore un'ordinanza regionale che vada a normare in maniera complessiva la possibilità di stoppare il lavoro nelle ore più calde. Noi siamo già in contatto con le aziende che stanno lavorando sul tram, ragionando sul problema, e quindi già in sinergia con loro stiamo intervenendo, non lavorando nelle ore più calde, e fare i lavori o la mattina presto o nel tardo pomeriggio, compatibilmente con la questione del rumore. L'ordinanza regionale però permetterà di coordinarsi in tutta la regione, e quindi sarà più efficace, in quanto oggi alcune aziende lavorano
in un territorio comunale, ma devono fare aspettare materiali da aziende che lavorano in altri comuni, quindi riuscire con un provvedimento comunale a organizzare gli orari risulta parzialmente efficace. La Regione Veneto, sulla scia di altre regioni che si sono già dotate, sta lavorando ad un'ordinanza per bloccare i cantieri stradali nelle ore più calde per tutelare la salute degli operai. Nel frattempo sono state già date indicazioni come l'assunzione di acqua e sali minerali e di utilizzare indumenti adeguati. Ed ora lasciamo quest'ampia pagina dedicata al caldo e poi di conseguenza anche ai repentini cambi e quindi al maltempo, e parliamo di politica. Ieri sera il K3 di Treviso, la riunione con i segretari di sezione tema un'eventuale corsa in solitaria alle prossime regionali. La base ci crede, la direzione da prendere è quella, il verbale sarà inviato al segretario veneto Stefani, fibrillazioni anche a Venezia e a Padova. Ascolteremo la base. Una veloce battuta prima di entrare che definisce il nocciolo della questione. La vitalità della Lega sta nella sua base. Per non soccombere alle prossime regionali a Fratelli d'Italia, da qui bisogna ripassare. Alleati che insieme a Forza Italia hanno respinto l'istanza del terzo mandato. E allora andiamo da soli, è stata l'immediata scontata reazione dei leghisti. C'è la necessità di chiarire a livello almeno di segreteria di sezione, mandando dei messaggi alla nostra segreteria provinciale, di esprimere un po' il disagio che si è vissuto in questi periodi, quando abbiamo visto un atteggiamento ostile da parte dei nostri alleati a Roma, che non hanno determinato la modifica della legge che riguarda i limiti dei mandati dei governatori delle regioni. Più ponti o più sbarramenti? Ci vogliono i ponti e anche gli sbarramenti. Serata partecipata, al K3 la sala è piena, i rappresentanti delle sezioni che non sono potuti intervenire si sono fatti prontamente sostituire. Dibattito franco e unanimità di intenti, all'uscita facce soddisfatte e determinate. Allora, contenti dell'incontro? Certo, sì, abbiamo fatto una buona riunione con tutti i segretari di sezione ed è emerso, siamo contenti, dai. Prima di tutto che vuole il rispetto reciproco. Se certa gente si scalda un po' la testa, vuole fare i sapientoni, noi altri non ci stiamo. Naturalmente la democrazia esiste e il rispetto reciproco. E pensiamo che i veneti abbiano avuto delle soddisfazioni col governatore della Lega Nord o della lista Zaia, che Zaia è Lega Nord, è Lega o Liga Veneta. Abbiamo dato l'incarico al segretario provinciale Quinn di riferire l'esito degli umori e delle proposte che sono emerse dall'Assemblea. Si chiede la continuità del buon governo che c'è stato, riconosciuto dai cittadini del Veneto, con un candidato che a questo punto sia la continuazione del lavoro fatto dal nostro movimento, e l'importanza di avere una lista Zaia a seguito per testimoniare la bontà di quanto è stato fatto finora. Quindi un candidato leghista, insomma. Insomma, non possono pretendere di vincere 4-0. La base chiede di dare continuità a quella che è l'amministrazione uscente, e quindi con un candidato della Lega, una corsa in coalizione con un candidato della Lega e con una presenza di Luca Zaia importante. Ogni serata la verbalizziamo e quindi anche qui ci sarà un verbale che poi invieremo alla segreteria regionale, come facciamo ogni volta che facciamo una riunione qui al K3, e questo è quello assolutamente. Messaggio a Stefani, insomma. No, assolutamente messaggio a Stefani, una condivisione di una riflessione che secondo me sposerà anche lui, perché noi vogliamo aiutare la Lega a fare le scelte migliori per i cittadini del Veneto, e l'abbiamo fatto ascoltando la base. E proprio di questo parliamo nel nostro sondaggio di questa sera, quello che vogliamo proporvi noi, che riguarda proprio le regionali. La Lega minaccia di andare da sola. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì, lo vedete in verde, 0422 16
26691, se invece volete rispondere di no, quindi in rosso 04 2216 26690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. Potete iniziare a votare anche ora. Ci fermiamo per un istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altri servizi ed altra cronaca. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca e ci colleghiamo subito, lo vedo già collegato con noi il nostro Cristian Demma, presidente di Furti in Corso, perché ormai manca pochissimo e fra poco il presidente andrà a Roma per parlare con il sottosegretario alla giustizia. E prima però di parlare di tutto questo, non so se siamo pronti per vedere un servizio che riguarda i droni, che è un altro dei sistemi ipotizzati per magari fare dei sopralluoghi nelle case, un sopralluogo notturno con un drone nella villa di un noto imprenditore di Volpago del Montello. Vediamo il servizio, poi lo commentiamo anche con Cristian Demma e poi parliamo ovviamente di questa andata a Roma e di questo colloquio molto importante per la giustizia. Il servizio. Sono le 4:40 della notte quando nella villa di Emanuele Durante a Volpago del Montello suona l'allarme. L'imprenditore si sveglia di soprassalto e controlla attraverso la videosorveglianza cosa sta succedendo. Visto che abbiamo la videosorveglianza, ho controllato la zona dove è scattato il perimetrale e c'è stata una sorpresa perché mi aspettavo di tutto, invece ho avuto la visita di un drone che ha fatto il giro della casa e siamo molto preoccupati perché cioè, se adesso usano questi metodi per fare dei controlli alle case per poi magari avere più facilità di entrare, è veramente una cosa che ci fa stare male, cioè, di notte diventa difficile adesso dormire. Sul fatto che si tratti di malintenzionati, probabilmente impegnati a fare un sopralluogo per poi entrare a rubare, l'imprenditore titolare della Durema Macchine e Utensili ha pochi dubbi. Vista l'ora, non penso che qualcuno si diverta a mandare in giro il drone a quell'ora lì per guardare cosa. Già si sa che i droni non possono entrare nelle proprietà private, quindi soprattutto di notte mi sembra che sia proprio una visita fatta per poi procedere liberi su accessi che magari vedono. In questo caso io spero di no, perché io mi sono protetto il più possibile e speriamo non arrivano. Durante ha avvisato dell'accaduto carabinieri e polizia locale. La mia intenzione era quella che magari facessero qualche passaggio in più, soprattutto nelle ore notturne, e così anche noi stiamo più tranquilli e quindi magari se sanno che c'è il passaggio dei carabinieri, della polizia, magari qualcuno sta un po' più attento prima di lanciare questi strumenti elettronici. Dunque avete sentito, Presidente, è una nuova frontiera questa dei ladri? Ma allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, avevamo visto anche tempo fa proprio casi analoghi, nel senso che a Paese, poi a San Cipriano di Roncade c'erano stati questi casi, per fortuna poi spiegati tranquillamente, nel senso che addirittura qui a San Cipriano mi ero visto io con la persona che pilotava il drone che si stava semplicemente allenando per una gara in notturna del drone, che ci sono anche queste cose qui. E poi devo dire un'altra cosa, ad oggi non c'è un diretto avvistamento drone e poi successivamente furto in abitazione. Questo caso è un po' un caso particolare perché è una villa, quindi potrebbe anche destare preoccupazione. Teniamo anche conto che, visto che sono anche pilota di droni, posso dirvelo con un po' di certezza, perché un drone possa andare a vedere in notturna i dettagli delle porte, di come sono i sistemi di allarme, bisogna che ci sia un drone di un certo livello, e la vedo un po' complessa che i ladri di oggi usino quei droni, perché sono talmente sfrontati che non hanno nemmeno bisogno di fare l'investimento per il drone.
così la penso io e fino adesso diciamo era andata così. Poi non si sa se si vogliono ammodernare anche loro, tanto sappiamo che hanno anche disponibilità economica non da poco, perché tanto sono i soldi nostri che vengono rubati in casa e quindi potrebbe essere giusto attenzionare e avvisare le forze dell'ordine, ma secondo me per ora possiamo stare ancora un po' tranquilli sulla questione dei droni. Presidente, manca davvero pochissimo e fra Certo. poco insomma andrà a Roma, quindi ci spiega. Allora, si andrà a Roma domani mattina, ho appena sentito la segreteria per accertarmi che tutto sia a posto, si andrà lì alle 12:30 e si andrà a fare un incontro con il senatore Ostellari, appunto come sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia. Innanzitutto mi permetto di dire che questa visita a Roma, questo invito è dovuto a vari fattori e uno, il più grande, è che sono diventato un rompiscatole d'eccellenza, perdonatemi la battuta, ma avevo mandato varie mail e tra cui alla Giorgia Meloni aveva appunto organizzato questo incontro, ma un forte grazie lo devo dare anche a voi di Antenna 3 Rete Veneta, perché se siamo arrivati fin qua una gran quota di parte ce l'avete anche voi, perché ci avete sempre dato una mano a dar conoscenza alla gente di tutte le pericolosità dei furti, dei reati, delle truffe. Quindi un grandissimo grazie da parte di tutta l'associazione e da tutte le 20.000 passapersone a voi. Ci saranno vari punti che andremo a spulciare, ho dovuto fare una lista un po' più corta del dovuto perché sennò diventava un po' lunga, però di vari punti ce ne sono e mi aspetto diciamo qualche nodo che venga sciolto. Ecco, qual è il punto a cui tenete maggiormente? Ma allora, io ho stilato una lista di 13 punti secondo me fondamentali, posso dirne uno, ci tengo a tutti in maniera particolare, non più o meno, ma uno che posso darvi come anticipazione è una richiesta di fare una copia e incolla fondamentalmente della legge che c'è già in Germania per i ladri, che una volta che vengono presi, invece di rilasciarli liberi e via dicendo, non vengono proprio messi al lavoro e vengono obbligati a ripagare i danni che fanno con i loro furti, cosa che ad oggi per noi è impensabile, perché fanno il furto o il tentato furto e poi se ne vanno via lasciandoci migliaia di euro di danni per infissi e via dicendo. Quindi secondo me questa è una di quelle soluzioni, ovviamente poi spiegata nei dettagli, che però si può adottare molto serenamente e velocemente, perché è giusto anche che comincino a pagare di tasca propria o con sequestri di beni personali o della famiglia i danni che fanno a noi, se no alla fine non ne veniamo più fuori. Ecco, ci si aspetta una risposta a questo punto da sottosegretario? Beh, io penso che se mi ha invitato e a un certo punto conosce anche come sono fatto, perché abbiamo avuto modo anche di conoscerci sulla trasmissione di Ring con due chiacchiere, penso che sappia che se io vado lì a Roma sicuramente non è che vado lì per stringergli la mano, fare due foto e andare via, sicuramente vorrò portare a casa qualcosa o qualche promessa vera che poi però prenderà piede. Quindi sì, vado con una grande speranza, come ho fatto fino ad oggi sempre, vado avanti con delle speranze, però vedo che alla fine mi danno anche ragione le speranze, perché insomma se arriviamo addirittura a Roma qualcosa di buono stiamo facendo. Ecco, lei ci diceva di 13 punti, altri punti che insomma hanno una rilevanza. Beh, il famoso certezza della pena, no? Che ovviamente noi tutti vedo che stanno puntando sulla certezza della pena, solo che vedo tante persone anche di un certo livello, un certo spessore, con delle cariche pubbliche che chiamano la certezza della pena, però poi vedo che avendo anche la possibilità molto più facilmente di me di parlare con i diretti interessati, quindi con il ministro Nordio, piuttosto che poi alla fine lo dicono, scusate la battuta sull'intervista, ma poi non lo dicono in pratica. Io lo porterò e voglio proprio che si venga a garantire una certezza della pena, quindi un po' meno sconti di pena, un po' meno cavilli quando c'è, e noi adesso andiamo a vedere il reato con tante circostanze, no? E tante attenuanti, magari cercare di limitarle in maniera che poi quando noi vediamo il ladro che finalmente finisce in galera, ampliando le galere, perché anche qui è un altro punto, a questo punto poi possiamo dirci un attimo più soddisfatti, perché io credo che il ladro, il truffatore grande, il rapinatore, se sa che facendo quell'atto veramente finisce in galera e non ha semplicemente un buffetto sulla guancia, probabilmente le cose cambiano e calano. Ecco, lei ci parlava anche di ampliamento delle carceri, che è uno degli argomenti insomma in discussione proprio in questi giorni.
Sì, assolutamente, noi abbiamo una storia d'Italia che fondamentalmente tutti parlano di ampliamento delle carceri da circa 25-30 anni e nessuno ha mai iniziato i lavori per le carceri. Un altro spunto che darò e che secondo me è molto importante, magari approfitto proprio di questo momento per dare un'idea in più e anche uno spunto per sapere al pubblico cosa succede in giro. Sappiamo che tanti criminali, chiamiamolo così, che hanno poi un problema psichiatrico, vengono messi nelle galere insieme agli altri e ovviamente lasciati lì con vari medicinali, no? Abbiamo tantissime ville e case sequestrate alla mafia, potremmo con una semplice ristrutturazione intanto posizionare questi malati in quegli ambienti, in maniera che comunque pian piano cerchiamo di liberare anche dei posti che ad oggi poi non vengono neanche curate queste persone. Quindi piccole cose, ma centinaia di piccole cose fanno spazio poi ai delinquenti che noi vorremmo veramente vedere, come peraltro sappiamo benissimo i delinquenti che sono di cittadini stranieri irregolari, che è giusto probabilmente che facciano il loro corso e il loro decorso di pena nel loro paese, così vanno a sgravare un attimino le nostre galere. Presidente, questo è ovviamente un passo importantissimo, quello insomma di Roma, ma l'associazione ovviamente non si ferma qui. No, non si fermerà mai fondamentalmente, nel senso che cercheremo innanzitutto così domani di trovare una piccola quadra e poi l'idea anche di instaurare forse un protocollo d'intesa anche proprio con il Ministero di Grazia e Giustizia per vedere, noi siamo già andati in delle scuole, no, a fare degli incontri con il PCTO delle scuole dove siamo andati a incontrare questi studenti delle superiori. Potrebbe essere proprio un protocollo per poi aprire la porta a tutte le scuole e andare a cercare di dare un po' un'idea di certezza, di sicurezza e anche di legalità ai ragazzi, perché poi sappiamo che il momento più delicato dei ragazzi è proprio quello dell'adolescenza, no? Dai 14 in su, e quindi sarebbe giusto iniziare un percorso anche lì e quindi evolversi come associazione sempre di più. Rimane fra i cittadini un senso però di insicurezza rispetto ai furti? Ma rimane, c'è, sta peggiorando questo senso di insicurezza che chiederò anche di eliminare dal vocabolario la parola percezione, perché percezione è una parola che si usa in psicologia e qui in realtà non è una percezione ma è una realtà. Noi, tutti i cittadini vedono che il ladro che è arrivato a casa non gli succede nulla, il delinquente che sta facendo il disastro con le baby gang non gli succede nulla. Questo porta continuamente la gente a cercare di trovare soluzioni alternative. Qual è? Farsi giustizia da sola, e quindi è sbagliatissimo, e questo glielo porterò proprio come esempio e gli farò anche vedere e ascoltare dei messaggi che mi sono arrivati dalle persone che fanno una testimonianza di questo. Magari arrivando direttamente così, sentendo la voce delle persone, capiscono che è pericoloso questo senso di insicurezza molto grave. Ecco, lei ci parlava di testimonianze, che cos'è magari una di quelle che più l'ha colpita, uno dei messaggi che più l'ha colpito, che cosa ha detto? Ma allora, io ho un vocale che a me ha colpito e non nascondo che mi ha fatto anche gonfiare gli occhi, di una persona che ha avuto più furti in casa, dove dice, ovviamente adesso lo dirò in maniera un po' fredda, così veloce, ma non ho più nulla da perdere, non c'è niente più in casa e ormai non credo più in nulla. A me quella frase, non credo più in nulla, avendo indossato una divisa e facendo quello che faccio tutti i giorni con l'associazione, mi fa veramente star male. Cioè, ho avuto gli occhi gonfi per qualche ora, perché quando una persona dice non credo più in nulla, nel senso non credo più nella giustizia, non credo più nell'istituzione, vuol dire che c'è stato di fondo un qualche fallimento e va riconosciuto e va, diciamo, riparato. E quindi invece di cercare un attimino di ovattare il problema, come spesso succede, è giusto dirlo, farne parte e consolidare la fiducia nelle istituzioni per le persone, facendo vedere che si cambiano anche le leggi e il codice penale, il codice procedurale penale. Quindi quando uno vede che lo Stato si sta muovendo in quei versi, riacquista pian piano. Se vedo che non viene fatto niente, è ovvio che questo è un abisso sempre più profondo e la sfiducia diventa anche una depressione. Ringrazio davvero il Presidente. Noi ovviamente lo inviteremo qua per capire come è andato questi incontri e per anche sapere se ci sono delle aperture anche da parte del governo in un aspetto, quello della giustizia, che è fondamentale ovviamente per tutti i cittadini. Grazie davvero, grazie, e la teniamo qua appena terminato l'incontro.
Assolutamente, a voi, grazie. Grazie Presidente, grazie. Noi rimaniamo nel Trevigiano perché in dotazione alla polizia locale di Conegliano ci sono gli attesi annunciati 4 taser. Il comando della città del Cima è il primo della Marca a dotarsene. È un deterrente per chi vuole delinquere, ma è anche uno strumento a tutela dei nostri agenti, perché oggi più che mai dobbiamo pensare anche alla loro tutela personale e delle loro famiglie. Primo comando di polizia locale in provincia a dotarsene è arrivato a Conegliano il taser. 4 gli strumenti di cui potranno disporre le pattuglie in uscita sul territorio, 20.000 euro la spesa sostenuta dal comune, con gli agenti che hanno seguito un apposito corso di formazione e 2 che sono diventati istruttori a loro volta. Pistola, spray urticante, bastone telescopico, bodycam, ora anche il taser, scariche da 5 secondi per neutralizzare soggetti pericolosi per gli agenti o per i cittadini. E solo il fatto che si estragga il taser, come diceva il comandante oggi, porta nel 90% dei casi al fatto che chi ti trovi davanti smette di compiere l'azione criminale, anzi per la paura che venga utilizzato il taser contro di lui si fa ammanettare, si fa portare giustamente in comando. Non è uno storditore elettrico come magari tanti pensano, ma è una pistola a impulsi elettrici, quindi è un'arma che agisce a livello neurologico e va diciamo, a sconnettere il cervello dal comandare i movimenti di una persona, quindi il cervello non comanda più i muscoli, ed ecco, detto proprio in maniera semplice, e quindi ecco che la persona cade per terra ed è più semplice immobilizzarla. Strumenti, nuovo comando in via Maggiore Piovesana, unità cinofila. Negli ultimi 5 anni il comune ha investito molto in sicurezza e, dice il sindaco, i risultati si vedono. I vigili, ribadisce Chies, devono potersi difendere trovandosi di fronte di frequente soggetti da contenere, come il 29enne romeno che proprio nelle ore in cui si presentava il taser si è avventato contro gli agenti all'esterno di un supermercato di Susegana dove stava disturbando i clienti. Non ha voluto farsi identificare, era molto agitato e ha reagito colpendo con uno schiaffo degli spintoni il collega per poi guadagnarsi la fuga. Intercettato, è stato sottoposto a fermo e rinchiuso in camera di sicurezza in attesa delle decisioni del magistrato. Ed ora invece cambiamo argomento e parliamo del dramma della solitudine. È morto un veneziano di 57 anni che in difficoltà economiche viveva nella sua auto, una condizione di difficoltà che accomuna anche altre persone. L'afa e le temperature record di questo periodo alimentano l'emergenza caldo, una condizione che esaspera tante problematiche, in particolare quelle che riguardano le persone fragili che vivono in solitudine. Si chiamava Rodolfo Bertuolo, il vicentino di 57 anni, trovato morto nella sua auto, diventata di fatto la sua abitazione nel quartiere San Pio X. I sanitari del SUEM intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso per cause naturali, ma provocato dalle altissime temperature di questi giorni. Una condizione non isolata che accomuna altre persone, soprattutto uomini che in difficoltà economiche dopo una separazione si trovano di fatto in strada, come è accaduto a Graziano Dall'Aglio. Abbasso il sedile e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'ho una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre. I primi 3-4 giorni mi sono trovato all'improvviso così, non sapendo dove andare, sono rimasto in macchina. Poi cercando con aiuto anche da altri, mi hanno detto vai a vedere in certi posti di B&B e vedi come ti trovi, insomma, se ti danno una mano. Infatti questa persona qua che mi dà una mano adesso posso baciare i piedi perché mi sta aiutando tantissimo. Un'esperienza complessa e drammatica che alle tante preoccupazioni aggiunge la paura per le aggressioni in strada. Ci hanno provato. Io ero su un posto, si può dire parcheggio, per fortuna che mi sono messo davanti a una strada, qui Rampioni. Però c'erano 4 personaggi non italiani che hanno cercato di venire lì. Per fortuna che è passata una macchina, i vigilanti, tutto quanto, che ha puntato i fari e sono scappati. C'ho solo la pensione, vediamo come andrà a finire, andrò sotto un ponte e resterò lì.
perché se il comune dà più importanza a extracomunitari, africani e roba del genere, e non un italiano che ha fatto 40 anni di lavoro, pagando le tasse, pagando tutto e non fanno niente, cosa deve fare una persona? Drammi della solitudine che riguardano chi vive ai margini della società con l'emergenza abitativa, ma anche tanti anziani che soprattutto in estate restano soli. Cosa può fare il comune a Vicenza? Ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali, Matteo Tosetto. Storie di solitudine, storie di vite ai margini, come il 57enne morto in macchina in un parcheggio a San Pio X a Vicenza. Il caso ovviamente della persona che purtroppo è morta a San Pio X nel parcheggio è un dramma che riguarda la nostra città in parte, nel senso che la persona non era residente a Vicenza ma era residente nel Veneziano e che per motivi diversi però si era recata sul nostro territorio. La solitudine è un problema. Molti aspetti sono ovviamente fragilità che oggi stiamo cercando in tutti i modi di affrontare, soprattutto anche con grandi difficoltà anche rispetto alle difficoltà economiche che abbiamo come comune. SOS è la drammatica richiesta di aiuto lanciata da chi non ha un tetto, non ha una casa, non ha un luogo dove vivere. Sono sempre di più i cittadini che finiscono col dormire in automobile. C'è bisogno di fare rete, c'è bisogno che le istituzioni, gli enti, a cominciare dai comuni, raccolgano questo grido di disperazione. Il fatto che siamo in pieno momento di grave difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza abitativa, è da tanto tempo che continuiamo a dirlo, è un problema che non affronta solo la città di Vicenza ma tutto il paese. Tant'è vero che la città di Vicenza ha creato un'alleanza insieme a tantissimi altri comuni proprio per rivendicare degli aiuti importanti. Ricordiamo che sono 2 anni che non abbiamo uno stanziamento specifico dal governo per poterci dare dei soldi da poter poi erogare alle famiglie che sono in difficoltà a pagare gli affitti. Ma le storie di solitudine emergono sempre con più forza in estate. Sì, perché ci sono tante solitudini, anche quelle degli anziani che vivono da soli. Il Comune di Vicenza anche quest'anno, come ogni anno, ha attivato uno sportello specifico che è Vicenza Solidale, che invitiamo tutti a contattarlo quando avessero bisogno, che risponde allo 0444 22 10 20. È uno sportello dedicato a richieste di informazioni. Alle persone che sono un po' più grandi di età possono rivolgersi a quello sportello anche solo esclusivamente per avere delle indicazioni, per sapere qual è quel centro di aggregazione sociale per anziani più vicino a casa loro, centri che sono rinfrescati perché hanno l'aria condizionata, centri dove possono stare in un momento con altre persone della loro età, con coetanei, quindi anche per fare delle attività ricreative, ma soprattutto per stare al fresco. Ora ci fermiamo ancora qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio con la cronaca in primo piano e la tragedia avvenuta ieri in Romea con la morte di 2 coniugi di Porto Viro. Erano a bordo della loro auto quando un tir li ha travolti. Ci sono stati anche dei feriti, compreso l'autista del mezzo pesante. Una coppia unitissima, affiatata, sempre assieme. Chi conosceva Rino Vendemiati, 60 anni, noto DJ, e la moglie Marina Passarella, 55enne, non si dà pace. Quando la notizia della loro morte in Romea ha raggiunto il Polesine è stato uno shock generale. La tragedia di prima mattina tra Casal Borsetti e il Ponte Bellocchio. I coniugi sono a bordo della loro auto quando un autotreno che procede in direzione Venezia li travolge in pieno, pare a causa di un'invasione di carreggiata. Una traiettoria impazzita, almeno 3 auto e un furgone riescono a schivare il tir finendo fuori strada. L'impatto non lascia scampo a marito e moglie, inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, ferito gravemente ma fuori pericolo di vita il camionista, un 32enne ucraino. Conseguenze fortunatamente non letali per altre 4 persone che vengono portate tra gli ospedali di Cesena e Ravenna. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi, il tratto di strada viene chiuso con disagi inevitabili. Rino e Marina, una passione in comune per la musica e il ballo, vivevano a Porto Viro, dove il sindaco Mario Mantovan ha subito espresso la vicinanza dell'intera comunità, scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo.
E c'è cordoglio, Eraclea, per la morte del 54enne Massimiliano Burato, vittima nel pomeriggio di ieri dello schianto avvenuto sulla provinciale 54 a Brianna. Alla guida del furgone Volkswagen c'era il padre Sergio, che ha perso il controllo del mezzo finendo sul guardrail. Il cuore di Burato, fragile per la sua disabilità, non ha retto. L'uomo è morto davanti al padre e alla madre Angela, anch'essa a bordo del furgone. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà con i sanitari del 118, l'elicottero del suo, ma purtroppo vano il suo intervento. E dopo la tragedia a Pederobba, oggi a Cavaso è il giorno del dolore per la morte della piccola Adna Islam, la bimba di 9 anni annegata sul Piave, risucchiata dalla corrente sotto le rocce di un salto d'acqua, e nonostante la presenza dei cartelli di divieto di balneazione anche ieri mattina c'era chi faceva tranquillamente il bagno come se non fosse successo nulla, questo ovviamente in provincia di Treviso. Da quanto so dovrebbe essere tumulata in Macedonia del Nord. Credo si stiano già attivando per questo. Riposerà per sempre nella terra dei suoi genitori, Adna Islam, la bambina di 9 anni annegata sul Piave nella zona già tristemente nota per fatti del genere davanti all'entrata del cementificio Rossi di Pederobba. Il suo corpo, composto nell'obitorio di Montebelluna, dopo il recupero dei sommozzatori nel tardo pomeriggio di ieri sotto le crode del salto d'acqua, non sarà sottoposto ad autopsia. Così ha stabilito la Procura di Treviso, che sul caso ha aperto un fascicolo d'inchiesta per stabilire le responsabilità dell'accaduto, ma al momento senza indagati. Dopo l'incredulità, oggi è il giorno del dolore per l'intera comunità di Cavaso, dove la piccola Adna viveva con i genitori in questa casa del colmello di Pieve. Conosciamo la bambina molto integrata all'interno della classe, ecco, sarebbe andata in quinta elementare. Oggi per altri motivi ho sentito le maestre e sono sconvolte. Così come l'intera comunità macedone della zona, che ieri sera si è subito stretta attorno al papà Himmet e alla mamma Naila. A casa sua era una veglia, praticamente tutti i suoi amici, parenti. Una famiglia conosciutissima in paese, quella della piccola Adna. Il papà, arrivato in Italia da oltre 30 anni, lavora in una vetreria della zona. Una famiglia integrata, cittadini italiani che hanno cercato un futuro migliore per se stessi e per i loro figli. E purtroppo a volte il destino è terribile. Noi che siamo nati qui sappiamo quanto pericoloso sia il nostro amato fiume, il Piave. Eppure già il giorno dopo la tragedia, nonostante i cartelli con il divieto di balneazione, i bagnanti sono tornati nello stesso punto, come se niente fosse, mentre i vicini di casa della famiglia Islam sostavano sulla riva per un saluto ed un pensiero. Abita vicino a casa mia il papà e siamo amici da tanti anni e quindi è assoluto vedere, perché ero incredulo ancora ieri sera, quando l'ho sentito ero incredulo, ma veramente una cosa mi è rimasta qua. Sono veramente commosso anche adesso mentre ne parlo. Ma venire qui oggi e vedere che è come se non fosse successo niente. Questo mi fa proprio pensare, perché vedere la gente che è ancora qua sul Piave con tutto quello che è successo ieri, cioè lasciate passare qualche giorno, cioè dimenticatevi del Piave per un po'. Ed ora cambiamo completamente argomento e vi presento l'ospite che si è collegata con noi, Beatrice Daniele, Presidente della Federazione Benessere, gruppo Acconciatura Confartigianato Imprese Veneto, che abbiamo già avuto ospite qua da noi. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, insomma abbiamo parlato anche nella scorsa volta con lei di abusivismo nel settore che aumenta proprio durante l'estate. Purtroppo sì, le piattaforme, le persone che magari vanno in vacanza, che cercano un parrucchiere in ogni situazione in cui si trovano sono tantissime, quindi bisogna stare molto attenti perché appunto ci sono delle cose che bisogna stare attenti, che non tutti gli abusivi sono in regola e conoscono tutte le norme di sicurezza, quindi bisogna stare un po' all'occhio. Ecco, quando si parla di abusivi, insomma, anche in spiaggia ce ne sono, fra l'altro.
Sì, anche in spiaggia, sì, quelli che vogliono prestare servizi e che comunque si fanno comunque anche pubblicità, che vogliono prestare servizi in spiaggia, ecco, ancora di più bisogna stare attenti, perché prima di tutto la salute e sicurezza per il cittadino va assolutamente, è la cosa più importante. Infatti quello che noi diciamo, l'abusivo, c'è sempre stato e c'è, però adesso bisogna stare molto attenti, soprattutto per la salute. Io chiedo un attimo a Beatrice se attende solo un attimo, perché abbiamo un collegamento urgente di cronaca da Venezia, perché il terzo furto in 10 giorni all'Emporio della Solidarietà di Canareggio, rubati anche generi alimentari. Ce ne parla il nostro Filippo Fois, che lo vedo nello schermo. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sono con Anna Brondino, che è una dei responsabili anzi proprio la responsabile di questo banco alimentare che si trova nel sestiere di Cannareggio. È nato nel 2019 grazie a pochi volontari all'inizio, che poi sono diventati più di 7, siamo quasi a 80 volontari. Attualmente segue 500 famiglie e purtroppo in 10 giorni ha ricevuto la visita per 3 volte dei ladri. Che cosa hanno portato via? Hanno portato via tutto il fresco, per cui il frigo... Ci avviciniamo anche, visto che possiamo... Qua, per esempio c'erano i formaggi. Qui c'erano i formaggi. Si apre da questa parte. E c'è lo yogurt che è arrivato stamattina, il resto, come si vede, è vuoto. Questo, poi hanno portato via un po' di detersivi. Noi ci spostiamo e continuiamo, come detto sono 500 famiglie che qui fanno la spesa. Più o meno, sì, un po' meno, ma sì, insomma 500 persone sì. Sono circa 137 nuclei familiari che sono composti da 1 a 7 persone, quindi forse anche più di 500 persone. Lei, tra l'altro, prima parlava con intanto facciamo vedere anche come sono gli scaffali adesso. Gli scaffali ovviamente sono vuoti, nel senso che al primo furto hanno portato via 10 bottiglie di olio, non qui, ma nell'Emporio, che è il posto dove le famiglie vengono a fare la spesa. E successivamente, il giovedì pomeriggio, tra le 3:15 e le 3:40, sono entrati qui dentro e hanno portato via praticamente tutto, perché come si vede di pasta ormai ce n'è pochissima, era tutto pieno qui il magazzino. È quantificabile il danno che avete ricevuto in questi 10 giorni? Almeno 10.000 euro, almeno. Non si può quantificare proprio, ma la cifra più o meno è quella, se non anche qualcosa di più, perché poi comunque adesso noi dovremo mettere un allarme che ha un costo, delle telecamere che hanno un costo, e il comune ha detto che ci riparerà il vetro rotto quantomeno, e quindi almeno ci viene incontro su questo. È una botta enorme, perché voi vi reggete sul volontariato. È stata una botta enorme, perché noi viviamo di contributi pubblici e di donazioni delle singole persone. Non si è mai visto una cosa del genere in Veneto, le dicevano dalla regione. Sì, è la funzionaria che coordina il tavolo degli empori solidali. Noi ce n'è una trentina in Veneto, tutti retti da associazioni del terzo settore. Ha detto che è la prima volta che le capita di sentire una cosa del genere. Adesso c'è anche un po' di paura, ma magari a stare qui sapendo che c'è gente che può entrare. Cioè, calcolando che sono venuti tra le 3:15 e le 3:40 del pomeriggio, e dentro c'erano delle persone che non hanno sentito perché erano in fondo ed erano chiuse. In fondo c'è un ufficio con l'aria condizionata. Io come presidente non voglio che nessuno qui stia più da solo, devono essere almeno in 2, perché ho paura anche per l'incolumità delle persone. Come si fa ad aiutarvi? Allora, si può o portare una spesa, se uno vuole portare una spesa. Noi siamo aperti la mattina dalle 9 alle 12. Siamo a Sant'Alvise, qui lo sì, diciamo. Siamo a Sant'Alvise, Cannareggio 3144 è l'indirizzo, e trovano la segretaria che dalle 9 alle 12 è qui. Oppure con un bonifico, se la gente vuole aiutare da distante, non ce la fa a portare la spesa, con un bonifico magari possiamo dare l'IBAN. Lo trovano sulla pagina Facebook per caso? Adesso faremo, no, finora non avevamo fatto, ma metteremo sui nostri social, metteremo il nostro IBAN, oppure possono mandare una mail a cortedelforner@gmail.com e noi diamo l'IBAN. Grazie ad Anna Brondino, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois. Avete sentito l'appello per chiunque volesse dare una mano per le persone che hanno bisogno. Io torno invece a parlare di abusivi, perché non è soltanto una concorrenza sleale, Beatrice, ma è anche davvero quasi un attacco alla salute per i cittadini, perché non si sa che prodotti vengono usati. Questo riguarda sia l'acconciatura sia l'estetica.
Esattamente, infatti la Comunità Europea ci ha informato che stanno ritirando 2 prodotti per le unghie perché sono nocivi e sono cancerogeni. Ecco, adesso chi è che lo sa? Chi ha un negozio legale dove l'informazione arriva soprattutto dalle associazioni. Quindi tutte le persone che fanno le unghie in casa bisogna stare attenti, perché questo prodotto adesso sicuramente costerà molto meno, perché anche dove si trova negli scaffali andrà via a metà del costo perché non è più vendibile. Quindi questa è una forma di protezione per chi non si reca dall'abusivo, perché noi sappiamo benissimo che da noi nei nostri saloni, nei nostri negozi viene ritirato e noi che sappiamo cos'è lo dobbiamo togliere dal commercio, però ovviamente in tutta la parte abusiva sicuramente lo terranno perché ha un prezzo conveniente e sinceramente lo useranno, quindi bisogna stare attenti alla salute. Ecco, fra l'altro il nome insomma di questi abusivi o la possibilità di poter accedere a queste persone è un po' tramite tam tam sui social, il passaparola, che è difficile poi da fermare. È difficile da fermare anche perché adesso si sono un po' organizzati, hanno le piattaforme, perciò si possono anche vedere tranquillamente in internet. È che purtroppo noi non possiamo farci niente perché è difficile arrivare alla parte epicale, quindi l'unica cosa da fare è avvisare il cittadino e renderlo più che altro cosciente di quello che sta facendo. Quindi bisogna stare sempre attenti all'uso dei prodotti alla salute. Ecco, cresce in estate, l'abbiamo detto, c'è sempre stato, purtroppo Sì. ne nascono sempre di più di abusivi, è cresciuto un po' il numero in estate. A livello di numeri avete qualche dato? Beh, noi siamo sopra la media nazionale, cioè il numero del servizio del benessere abusivo supera il numero degli abusivi nazionali del 27%, quindi siamo veramente, è una categoria in evoluzione di abusivo, proprio perché quando la gente si reca nei posti insomma, di vacanza ha anche più tempo e quindi cerca in ogni maniera di avere tutto a disposizione, tutto vicino, e questo ovviamente lede a noi che siamo dei professionisti che ci aggiorniamo e che siamo sempre attenti alla ricerca, insomma, di qualsiasi cosa che non si possa usare nei prodotti, quindi bisogna fare attenzione anche quando si va in vacanza che sia comunque un negozio certificato. Questo fra l'altro la richiesta che aumenta degli abusivi anche per la concorrenza sleale, perché ovviamente immagino insomma i prezzi sono più calmierati. Certamente quando una persona si reca a casa ovviamente l'aria condizionata non ce l'ha, visto che adesso il costo maggiore è proprio quello, perché con questi caldi poi già nei saloni è molto caldo con i phon, quindi non c'ha il problema dell'aria condizionata e non c'ha l'affitto, gli aggiornamenti e tutto il resto, e quindi ovviamente i prezzi sono inferiori, quindi bisogna stare anche attenti. Quando c'è insomma un prezzo basso vuol dire che solitamente non c'è anche una formazione attenta. Ecco, che cosa chiedete voi come associazione, cosa si può fare per cercare di arginare questo fenomeno? Allora, visto che, come sempre, lo diciamo sempre, è difficile fermarli, è difficile perché non abbiamo ancora delle leggi che ci tutelano. L'unica cosa che chiediamo è che il cliente stia attento, che ovviamente se si reca da una persona che paga le tasse le paghiamo un po' tutti, quindi alla fine ricade anche nella qualità della vita sociale. E poi, come abbiamo detto prima, ci sono delle sostanze che fanno male, ad esempio adesso mi viene in mente anche questa nel nostro settore, ci sono delle sostanze ad esempio dentro degli shampoo specifici antiforfora che non sono conosciuti tanto bene, ma che possono ledere, per esempio se una donna è incinta, il feto alla fertilità. Quindi noi siamo preparati a osservare e a tenere sotto controllo queste cose e la gente si deve fidare di noi, quindi quando si reca dell'abusivo ovviamente queste cose non ci sono perché non hanno formazione. Ecco perché noi ci teniamo a questo, la formazione è fondamentale. L'appello anche però di segnalare poi questi abusivi, perché ripeto non è solo una concorrenza sleale ma è davvero un attacco poi alla salute, perché non si sa che prodotti vengono utilizzati, quindi a rischio. Certo.
Questo è fondamentale, soprattutto appunto, come abbiamo detto, in un gel per le unghie e in uno shampoo normale che uno può comprare ovunque c'è sempre dietro un problema, quindi bisogna stare attenti. Un'ultima domanda, ci sono zone dove avete riscontrato una maggiore presenza di abusivi oppure insomma è un po' costante dappertutto? È un po' costante dappertutto, ma come abbiamo detto prima, durante l'estate le zone più rischiose sono appunto quelle delle vacanze e lì si annidano, si spostano e quindi ci sono molti più servizi abusivi che nella situazione normale, perché le città si svuotano e si spostano tutti a fare il servizio, appunto come diceva lei prima, in spiaggia. Ecco, vi sono arrivate anche segnalazioni da parte dei cittadini? Quelle sono sempre troppo poche, sono troppo poche anche perché bene o male non dico tutti, ma buona parte un servizio nella casa se lo fanno tutti. Se tutti segnalassero avremmo quasi risolto il problema, quindi dobbiamo pensare un po' più a tutta la società nel globale. Ringrazio, grazie davvero Beatrice e Daniele, noi speriamo che questi appelli arrivino insomma diretti alle persone perché poi si trovano poi in una situazione poi difficile perché se i prodotti sono prodotti non buoni, non controllati, il rischio è davvero alto, quindi non si parla solo di concorrenza sleale ma proprio di salute, di tutela alla salute. Esattamente. Grazie davvero, grazie. Speriamo di averla qua in studio prossimamente. Va bene, ci sarò. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei. Noi ora parliamo di produzione delle ciliegie, vediamo com'è andata nei Colli Euganei. Nel patrimonio dei Colli Euganei, oltre all'olio e ai vini, ci sono le ciliegie, il frutto, simbolo dell'estate. Fin dal 1300 è presente nel territorio padovano, quest'anno però sta registrando per colpa del meteo e dei parassiti una difficoltà nella produzione. Le persistenti piogge primaverili hanno compromesso una parte del raccolto con oltre il 50% dei frutti spaccati nelle varietà precoci. Tuttavia, nonostante la difficoltà, la produzione finale soddisfa i produttori. Si parla di 1500 quintali di produzione soltanto a Galzignano, una produzione che ovviamente soffre molto gli aspetti climatici, le tante piogge della primavera hanno rischiato di comprometterne molto la produzione e anche il bioclima e la presenza di alcuni insetti sicuramente ne danneggiano la quantità, ma comunque resta sempre un prodotto eccellente. L'umidità ha creato le condizioni ideali alla proliferazione dei parassiti, altro aspetto che mette a rischio la produzione di ciliegie e che i coltivatori stanno cercando di fronteggiare. Per contrastare questi elementi sul cambiamento climatico quello che si può fare è un ragionamento ovviamente che non riguarda solo l'ambito agricolo ma è un ragionamento di sistema. E per quanto riguarda invece l'elemento degli insetti è chiaro che l'elemento fondamentale è quello della ricerca assieme alle università. Si stanno facendo diverse ricerche sul campo proprio per riuscire ad andare a contrastare la cimice asiatica ma non solo, tutti quegli insetti alloctoni che non hanno dei competitori locali, proprio per permettere di monitorare e di gestire questo fenomeno che nell'arco degli anni sta assumendo sempre più caratteristiche di difficoltà per i nostri produttori. Allora noi ci siamo attestati adesso durante la festa una vendita di circa 7 euro al chilogrammo, anche se però a livello di mercato e quindi siamo di mercato produttivo, quindi mercati agricoli, stavamo parlando dei 4,5 euro. Noi abbiamo varie tipologie, partiamo tendenzialmente da circa metà maggio e arriviamo quasi a fine giugno. Le tipologie più importanti sono quelle dal 2 giugno in poi, dove abbiamo veramente non solo la bontà, la dolcezza, ma anche e soprattutto la dimensione delle ciliegie che sono veramente importanti. La ciliegia è stata l'occasione lo scorso giugno per richiamare oltre 3.000 visitatori a Galzignano per la tradizionale festa, dove è stato possibile acquistare i prodotti direttamente dai produttori. I prezzi delle ciliegie per quest'anno hanno subito le conseguenze delle difficoltà registrate in primavera. E noi siamo arrivati quasi al termine di questa nostra prima edizione, vi ripropongo il sondaggio di questa sera, un sondaggio di politica che riguarda le regionali. La Lega minaccia
di andare da sola. Per voi è giusto? Se volete rispondere di sì, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring in prima serata. Potete iniziare già a votare. Dunque gli ospiti di questa sera per la trasmissione Ring saranno Alberto Villanova della Lega, Andrea Zanoni, Alleanza Verdi Sinistra, Gianluca Forcolin, Forza Italia, l'onorevole Nadia Romeo del Partito Democratico e Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia. E questa era la nostra ultima notizia per questa nostra prima edizione. L'appuntamento è per domani con questa edizione. Ringrazio Alessandro Granziera per essere stato con noi in regia. Grazie davvero e scusate anche Edoardo, scusate, che ci ha seguito insieme ad Alessandro. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.